Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti in Sicilia. Oggi splende il sole, fa un po' freschetto qui dalle mie parti a Palazzo La Creide. Io sono ancora in diretta da casa mia. Finché c'è bel tempo ne approfitto per stare all'aperto, così posso prendere un po' di tintarella. Oggi è una giornata speciale per me. Voi vedete che non sono nella mia classica divisa, ma sono nella tenuta bene. Infatti ho una bella camicia elegante che si abbina al mio cappellino da chef, perché oggi sono invitata a pranzo. E beh, che fa? Soltanto voi potete permettervi di essere invitati a pranzo a casa mia e io non a casa vostra? Oggi io sono stata invitata a pranzo e pensate dove? Ad Amsterdam. Ebbene sì, in Olanda, da una mia carissima amica anche di moltissimi di voi, perché molti la conoscete da sempre, perché è entrata nelle vostre case in televisione, l'avete vista spesso anche nei teatri, e oggi mi ha detto: ma che fai di bello? E beh, avrei la trasmissione di Io Compro Siciliano a mezzogiorno. Ah, e va bene, perché non venite a casa mia così pranziamo assieme? E quindi ho accettato l'invito. Logicamente non mi presenterò a mani vuote, perché sapete bene che in Sicilia presentarsi a mani vuote a casa di un amico non sta bene. La mia mamma mi ha insegnato l'educazione per bene quando ero piccola, e quindi porterò un bel aperitivo alla siciliana. Però intanto vi dico da chi sarò a pranzo oggi. Lei è Carmelinda Gentile, è una famosissima, mega galattica, super fantastica attrice di teatro, e tra l'altro ha appena vinto un premio per la categoria speciale, per il premio Elmo, non volevo sbagliare, ed è anche la titolare di una fantastica scuola di teatro che si chiama Corego, proprio in Amsterdam. Carmelinda, ci sei? Credo di sì. Io Eccomi, sono pronta per ciao. pranzare a casa tua. Eh sì, sì, io vedo dove sei tu, il sole, il muro a secco, gli alberi. Io qui fuori ho un bel panorama grigio topo, ho tanta voglia di morire. Però, No, no, prima preparami il pranzo e poi puoi fare quello che ma vuoi. allora io cosa faccio? Per evitare questo, di solito cucino, faccio delle ricette che mi riportano almeno, come diceva Camilleri, il ciauro, lui del mare, in questo caso io della cucina siciliana. È giusto. E quindi oggi ti invito Sei qui nella con mia me, mi hai cucina. invitata a pranzo. E quindi cosa Sì. mi cucini di buono? Allora, ti cucino due cose che alla mia mamma piacevano tanto. Una è la pasta con le acciughe, con la muddica alla siracusana, e Sì, l'altra è la bobbia, che è una specie di peperonata, sempre che si fa a Siracusa. E siccome sono due bene. ricette abbastanza veloci, credo che ce la possiamo fare. Mm? Quindi, insomma, nonostante io pensavo che mi propinassi qualche piatto lì di Amsterdam, invece proprio mi è andata alla grande perché mi porti a casa, Certo, diciamo, il la pranzo. prossima volta ti faccio una bella ricetta olandese, se vuoi. Va bene, ma anche no, non ti preoccupare, io, Invece io ti mi dirò, adatto un alla paio di bobbia cose e mi adatto, vitamine. Ti dirò un e paio di mi cose adatto. vitamine. Però, naturalmente, per quello che ti proporrei olandese ci vuole freddo, tanto freddo, tesoro mio. Tanto freddo. Io nel Sì. frattempo sto guardando il mio telefono per poterti guardare e sto vedendo che sei proprio in una tenuta fantastica, sei una chef super Ma elegante. guarda, E- io ho il mio grembiulino regalato dai miei nipoti dove c'è scritto Best Italian Cuisine, una cosa del genere. E poi, insomma, mio papà ha lavorato per anni nei ristoranti, era un maître de salle e lui cucinava. E in famiglia da me le mie sorelle sono delle grandi cuoche, quindi ho imparato da loro. E poi, siccome sono una che il pititto non gli manca, quindi le cose qui me le devo fare che mi mancano, le pizzette, certo. gli arancini, le cose, la pasta camuddica. Quindi L'ho quando li... visto, l'ho visto, l'ho visto. Poi è inutile che quando fai i collegamenti li fai con la cicletta alle tue spalle. Allora, per stamattina a Friuto, i zippole, l'iris, magari l'iris catanese ti sei fatta, cioè, ma veramente ha voglia di ir in bicicletta e di Però smaltire, ti ma posso ma dire una fare? cosa, io non cucino solo per me.
A me piace che gli altri godano della mia cucina, perché è una condivisione, perché io amo due cose, il teatro e la cucina, perché sono sempre due forme d'arte che vengono fatte per gli altri, fondamentalmente. C'era una mia amica che mi chiamava come l'acqua per il cioccolato, perché diceva che ero come la protagonista del libro che attraverso la cucina dava le sue emozioni. E siccome in questo momento particolare proprio il teatro, cioè emozioni a teatro poche ne posso dare, e allora cucino, anche se i corsi online del mio gruppo continuano, mi sono inventata anche lì delle cose, bisogna reinventarsi, bisogna Carmelita, ma noi siciliani sembriamo proprio geneticamente fatti apposta per reinventarci in ogni difficoltà e stare sempre a galla. Senti, allora io vorrei darti spazio perché ho detto che tu mi inviti a pranzo, sai, io sono una chef e sono abituata a preparare il pranzo nel giro di 5 minuti, però oggi è la prima volta che vengo a pranzo a casa tua, quindi non vorrei che poi mi lasciassi morta di fame a me, a Leonardo, a tuo marito, tutti quanti, quindi siamo tutti qui in attesa che tu cominci a cucinare. Allora, con cosa cominci? Direi che comincio con la bobbia, che ci sono le patate, che c'è un po' più di tempo per farle cucinare, e poi... Va bene. E allora intanto io ti do la parola per spiegarci che cos'è sta benedetta bobbia. Allora, la bobbia è una specie di peperonata che viene fatta con peperoni, patate, qua ci sono le patate olandesi, patatette in questo caso, e la cipolla. Cosa? Le patate novelle. Sì, che in olandese le patate si chiamano hard apple, che significano praticamente, come in francese che si chiama pomme de terre, vuol dire mele radeja. Ecco. Sì, e quindi si fa questa specie di ratatouille siciliano dove ci sono patate, peperoni, cipolla, un po' di basilico, olio e sale. E che stai? Allora, intanto io sto litigando giustamente con la cipolla perché sono molto emozionata di cucinare per una chef. Ma intanto noi siamo amiche, quindi partiamo dal presupposto. Io ho cominciato a cucinare nella cucina di mia nonna, come tu hai cominciato a cucinare con tua mamma e con le tue sorelle. Quindi, siccome proprio la nostra tradizione culinaria comincia proprio nelle cucine di casa, e questa è proprio la caratteristica siciliana, tu qui sei a casa tua, quindi puoi chiacchierare, mi puoi raccontare anche, non so, qualche aneddoto legato a questa ricetta che tu proprio hai voluto subito preparare insieme a me, io sono stata felice di accontentarti. Nel frattempo che tu sbucci la cipolla e che cominci a piangere, vedi il trucco di una chef è quella di non truccarsi mai, così casomai il trucco non si rovina. Io saluto anche qualche nostro amico che si è messo in contatto con noi tramite tramite Facebook. Vi ricordo che ci potete seguire anche su YouTube e su altri social. In questo momento noi siamo in diretta anche sul canale di Io Compro Siciliano su Facebook, e salutiamo Francesco Caravello. Francesco Caravello prima o poi mi piomba qui a casa, perché logicamente è sempre curioso di assaggiare tutto quello che io e i miei ospiti prepariamo in diretta. Francesco, un bacione e noi ti aspettiamo. Salutiamo anche lo chef Salvorenda. Questo è uno chef con la C maiuscola, quindi dobbiamo stare un po' attenti, perché sai, lui è uno che studia le ricette storiche eccetera eccetera, però questa è una ricetta del siracusano, non ha niente a che fare con quelle palermitane, quindi penso che siamo abbastanza in una botte di ferro. Poi ci salutano gli amici del Cialoma B&B, Donna Mirabella, buongiorno, Giacomo Barresi, Flavia Bongiovanni, buongiorno Flavia, un bacione a te e bimbi. Allora, senti, questa bobbia ha diciamo la caratteristica che nonostante abbia i peperoni e le patate, non viene fritto nulla, perché dalle nostre parti si dice che i vegetali sono accutturati
accutturati significa che cucinano tutti insieme in padella o, per chi preferisce il forno, anche dentro il forno, ma il forno diciamo è una versione moderna degli ultimi tempi, mentre io mi ricordo anche queste padellone grandi che faceva la nonna, che faceva mia mamma, con questi ingredienti che venivano proprio accutturati perché sobbollivano. Quindi tu stai facendo questa versione. Sì, io sto facendo questa versione, vedi, ho appena tagliato la cipolla, Sì. ora sto tagliando le patate che verranno fatte a cubetti, e ho perso lo sbucciapatate perché la mia cucina si anima. Certo. Sì, c'è un uccello, come lo chiamano nelle parti della Campania, che mi fa sparire due cose sempre, lo sbucciapatate e le forbici. E quindi ma chiamali uno dei tuoi sous chef, chiama Leonardo a farti cercare questo sbucciapatate, o tuo marito, tanto poi saranno loro a mangiare insieme a noi, no? Si sono nascosti, volevano fare tutti quelli che adesso ci facciamo vedere, sono scappati. Sicuramente per assaggiare, per fare proprio il gioco della casa all'ultimo, sai, ma ci manca un pizzico di sale e poi è tutto perfetto. Senti Carmelinda, io ho preso in aiuto perché ieri noi abbiamo avuto una videochiamata anche con un tuo carissimo amico Lorenzo, che a me è rimasto in mente pizza famosa, pasta che tenerumi, fatti cacipud senza cipud. E quando tu mi hai raccontato nella scorsa puntata di qualche mesetto fa, di maggio, ricordo il 23 maggio, mi è venuto un lampo perché era proprio la puntata dedicata a Falcone. Mi hai raccontato questa scenetta fra te e questo tuo amico Lorenzo sulla pasta con i tenerumi e quindi che tardi. Quando tu mi raccontavi che voi litigavate sempre sulle ricette, no? Caci Buddha con l'aglio, senza questo, senza quello. Litighiamo, no? Anche Babbo, non ti credo. Ieri questa litigata l'ho vista in diretta perché tu gli hai detto faccio la bobbia e lui ti ha fatto proprio in un modo così serafico la domanda: ma i patati free? No, era Carmelina, i patati free, e io non rispondevo. Carmelina, non mi rispondi i patati free, e io continuavo a rispondere perché lo so dove voleva arrivare lui. E in effetti lui mi diceva che lui soffrigge le patate e soffrigge a parte la cipolla, a parte i peperoni, e poi li mette tutti insieme. E ognuno ha poi le sue versioni delle cose, no? Più o meno. Io soffriggo un po' la cipolla con le patate e poi ci butto i peperoni, ma è un soffrittino leggero perché la patata si deve sfavare. I peperoni devono essere morbidi, se no restano tisi e poi è una specie di mala caponata. Almeno poi su questa cosa ci faremo una dissertazione con Lorenzo che ora durerà anni, perché se lui sta vedendo a quest'ora sta imprecando e starà dicendo Carmelina, tu non mascuti Carmelina, ma Carmelina fa testa sua, anche perché ogni ricetta io ho questa convinzione che quando faccio delle ricette è perché mi manca la persona che me l'ha fatta per la prima volta o che me la faceva sempre. In questo caso, in questi giorni mi manca molto la mia mamma e ho bisogno di risentire i suoi sapori. E mi capita quando a volte cucino delle cose che mi ha insegnato mio padre perché voglio risentire la sua voce. Allora nelle mie orecchie risento la voce di mio padre che mi diceva che sta facendo. La mamma non cucinava tanto perché la mia mamma lavorava in ospedale, quindi faceva le cose semplici, veloci. Le cose più complicate le facevano le mie sorelle più grandi, che già erano fuori casa e quindi già sposate. Intanto arriviamo alla nostra ricetta. La cipolla, metto del vino che ora si chiama Evo, no? Che è semplicemente olio extravergine d'oliva. Ci mettiamo un po' di olio. Io sono abbondannusa perché le cose sicche non mi piacciono. Ci mettiamo un po' d'olio e poi comincio a tagliare le patate più o meno a quadratini. Queste sono patate olandesi e giustamente loro sono contente in questo momento di arrivare in un piatto siciliano, perché così è come sì, si sentissero anche loro i patate un po' in vacanza, no? Dice lekker, che buono, in olandese si dice lekker, un po' tutto è lekker in olandese.
Senti Carmelinda, io mentre tu cominci a tagliare i tuoi ingredienti, che logicamente hanno bisogno di tempo, io ho preso in nostro aiuto anche una ricetta da questo libro Profumi di Sicilia di Giuseppe Coria, che diciamo è diventato negli ultimi anni un po' la Bibbia di chi vuole scoprire le vecchie ricette siciliane. E qui non viene nominata a Bobbia, vengono nominati diciamo tantissime ricette a base di peperoni, però proprio la Bobbia non c'è. Però c'è una ricetta della peperunata, e che quindi traduco per gli amici che non sono siciliani, la peperonata, che dice proprio questo: si tagliano a fette molto sottili 2 peperoni gialli, 2 peperoni rossi e 2 peperoni verdi, vi si unisce una cipolla a fette e la polpa di 4 pomodori grossi e rossi, si mette tutto in un tegame con mezzo bicchiere di olio, sale e mezzo peperoncino. Si fa cuocere a fiamma bassa per 60 minuti, aggiungendo eventualmente poca acqua, in modo che tutto risulti abbastanza consistente. Qualche minuto prima di togliere dal fuoco, mettere alcune foglie di basilico. E quindi anche qui sul basilico avevi ragione, perché anche Coria nomina il basilico, mentre il tuo amico Lorenzo ieri, appena ci ha detto un basilico, ha cominciato a fare un basilico. Ma perché tu che hai un basilico da in Olanda, come che fa? Metti dappertutto sto basilico, e quindi lui non era molto d'accordo. E il basilico invece ci va. Il basilico ci va, perché il basilico lo dice anche Coria, quindi sei nella ricetta perfetta. Poi lui aggiunge la variante, che è proprio quella che noi abbiamo qui nella nostra zona di Siracusa. È lì che si forma la famosa Bobbia. E quindi c'è chi aggiunge anche un paio di patate tagliate a spicchi non molto grossi, a mezza cottura. Questa mezza cottura mi lascia un attimino così in dubbio se è a mezza cottura della peperonata o già lui le cuoce prima e le aggiunge dopo, ma penso che sia a mezza cottura della peperonata. Un'altra variante prevede di far prima soffriggere da sola la cipolla e dopo unire i peperoni. Alcuni infine uniscono delle olive verdi spezzettate e qualche cucchiaio di aceto, ma qui parliamo proprio di un'altra ricetta totalmente. Quindi diciamo che la tua Bobbia è penso la versione più comune nelle case di tutti noi della zona del Siracusano. Io adesso ho fatto un lavoro di pulizia dei semini. Bene. Perché io ho un principe a casa decaduto, ma no, ancora decaduto no, perché ancora è piccolo, mio figlio, che i semini non ci piacciono. Però è giusto. Sì, però il vero sapore del peperone lo dà il semino, secondo me. Va bene, però nelle ricette gourmet questi semini sono totalmente bocciati, quindi evidentemente il piccolo principe di casa è abituato bene a mangiare bene in ristoranti dove vengono fatte delle ricette buone, quindi ai caserezie si mangia buono, perché ci levano i semini, perché i migliori ristoranti penso che siano proprio a cominciare quelli delle nostre famiglie. Allora io accendo il fornello, quindi accendo il fornello e faccio dare una leggerissima, proprio leggera rosolata, no friuta, alle patate con la cipolla. Perfetto. Nel frattempo io volevo dire ai nostri amici che oggi mi stanno vedendo così molto easy, molto rilassata, per chi si fosse collegato soltanto ora, che sono ospite a pranzo dalla mia amica Carmelinda Gentile ad Amsterdam. Lei sta preparando un pranzo siciliano per la sua famiglia, e siccome noi avevamo tanta voglia di stare insieme e di incontrarci, abbiamo deciso di fare questo incontro in cucina insieme a tutti voi di Io Compro Siciliano. Io sul tavolo ho preparato, perché logicamente non andrò a mani vuote a casa di Carmelinda, gli ingredienti per fare un aperitivo con delle bruschette siciliane
E poi, siccome io, tutti voi ormai penso sapete, non sono una che beve molto vino perché mi ubriaco facilmente, preferisco ubriacarmi con la birra e quindi poi offrirò a Carmelinda un buon bicchiere di birra. Per preparare le mie bruschette di aperitivo, io ho preparato qui dei prodotti che ho trovato sul marketplace di Io Compro Siciliano, quindi ho trovato del patè di pomodoro secco, ho trovato della buona caponata, perché logicamente Carmelinda è siciliana e quindi sa anche come trattare gli ingredienti olandesi per poterli far diventare gustosi come le ricette siciliane, ma per chi non dovesse essere così fortunato può trovare direttamente sul marketplace di Io Compro Siciliano delle conserve buonissime e già pronte. Poi ho un patè di olive nere perché appunto diciamo in un cabaret di pasticcini di solito si trova una grande varietà di pasticcini al cioccolato, alla crema, alla panna, ma prendendo in prestito questo termine cabaret di bruschette non può mancare mai una bruschetta con il patè di olive. Volevo fare vedere anche al mio amico australiano Sam Fazio, con cui qualche settimana fa ho fatto le olive in salamoia. Sam, qui c'è l'etichetta con il tuo nome, quindi stai tranquillo. Quando riusciremo di nuovo a vederci qua in Sicilia, questo è il tuo vasetto, d'accordo? Stai tranquillo che lo proteggerò con il mio corpo. E allora, Carmelinda, tu stai friggendo, allora, comincio a preparare le mie bruschette o ancora presto? Ma guarda, io qua la rosolata l'abbiamo data leggera leggera, ora sto mettendo i peperoni. Sì. Quindi ho messo i peperoni all'interno della pentola, quindi guarda che bei colori che abbiamo qui. Pomodoro, cipolla e patate. Questo cuciniamo. Ora ci mettiamo un goccino d'acqua per evitare che il tutto si appiglia, cioè si appiglia. E quindi per cominciare la cotturata ci metto anche un pochettino di sale, perché così cacciano fuori l'acqua. Brava. E ora praticamente le copro. Poi ho già le mie foglioline di basilico, mischine rizzicanute, quasi, vedi qua, sono rizzicanute, ma queste c'ho. Perché ci sono quasi congelate sul balcone. Mischina, no, la piantina proprio del basilico finio. Sto mettendo il coperchio e così lui ora abbasso un pochettino il fuoco e loro cucinano. E adesso comincio a preparare per farti la pasta. Fantastico, fantastico. Allora, ricordiamo invece la pasta come vuoi farmela. Allora, la pasta te la voglio fare cangiove a modica. Fantastico. Allora, gli ingredienti sono le acciughe, che non sono quelle belle salate nostre che poi le lavi, sono anche queste rizzicanute nel vasetto, le ho prese qua. Poi abbiamo l'aglio e quello è l'aglio, insomma, non so se è cinese, non so dove viene, però è aglio. Quello che hai trovato da casa tua. Ho l'oro di Sicilia che me l'ha portato mia sorella, che è un poco di sciatto. Questo bello è stato cotto al sole di Sicilia, che poi da noi chiamiamo sciatto e invece dall'altra parte della Sicilia chiamano asciatta, perché poi sì, abbiamo questa divisione tra la parte occidentale e la parte occidentale, dove c'è arancino, asciatto, asciatto, e tutta una serie pacchione e pacchione, perché pacchione a Palermo vuol dire rosso, mentre a Catania pacchione vuol dire bella figlia o bello figlio. Quindi abbiamo questa dualità, dicotomia della regione. Allora, intanto io comincio. Insomma, la Sicilia è ricca di termini e di varietà di cibo e di colori, e quindi di questo ne siamo sempre fieri e ce lo portiamo sempre nel cuore. Senti, quindi per fare questa pasta con le acciughe tu stai usando, diciamo, i classici ingredienti siciliani, quindi olio di oliva, aglio, acciughe e un po' di estratto di pomodoro. Se appunto tu adesso hai l'estratto che ti apportano i nostri amici, che eventualmente lo possono trovare anche sui marketplace di Io Compro Siciliano, ce ne sono di tanti tipi, di tanti prezzi, di tanti formati, e quindi ve li manderanno direttamente a casa vostra.
Io adoro questo tipo di pasta anche perché diciamo una pasta bella sapurosa e quindi soprattutto mi piace molto il pangrattato usato al posto del parmigiano. Questa è una ricetta molto antica che veniva fatta nelle nostre case qui in Sicilia, è proprio la pasta con le acciughe, è il simbolo della pasta in cui viene messa proprio viene messo il pangrattato abbrustolito prima sugli spaghetti normalmente. Questo perché anticamente le persone cercavano di risparmiare l'uso del formaggio perché era un ingrediente molto costoso e quindi riciclavano il pane fatto in casa come muddica, quindi come pangrattato, e lo facevano anche abbrustolire e lo mettevano sulla pasta. Quindi lo raccomando a tutti voi, quando avete finito il formaggio, quando volete anche non abusare troppo con il formaggio nella vostra alimentazione, usare un cucchiaio di pangrattato abbrustolito sulla pasta darà un tocco di sicilianità al vostro piatto. Senti Carmelina, io nel frattempo sto vedendo che si è collegata anche mia mamma, quindi saluto mia mamma con grande affetto. Un bacione a te, non vedo l'ora di riabbracciarti perché tu sai che noi in Sicilia siamo in zona arancione, quindi diciamo spostarsi da comune a comune non è semplice. Mia mamma vive a Catania e quindi io non la posso vedere molto spesso, però siccome a me piace la par condicio voglio salutare anche mia suocera perché lei mi ha insegnato moltissimi piatti siciliani e tra l'altro tu la conosci anche benissimo, quindi un bacione anche a nonna Carmen, un bacione anche a te. Che la ricordo come la signora Chiaramonte che vedevo in via Agostino Scilla, la ammiravo sempre per le sue pieghe meravigliose. Allora, ecco, io per scarpe con i tacchi. Vabbè, io sono stata sempre, mi è sempre piaciuto vedere i capelli acconciati bene. Io nel frattempo, per accuzzare i tempi, sto preparando l'acqua per la pasta, perché così facciamo un po' più in fretta. Allora, io ho messo nel tegame l'aglio e le acciughine. Perfetto. Le faccio rosolare e man mano che loro prendono calore, le comincio a schiacciare in maniera che l'olio si impregni con l'acciuga. Nel frattempo cosa faccio? Prendo dell'acqua più o meno tiepida, ci metto il concentrato e lo comincio a sciogliere nell'acqua tiepida, il concentrato usato. Perché bene. Guarda che anche il signor Tito Puleri, che abita a Naro in provincia di Agrigento, ci sottolinea che anche lì lo chiamano asciatto, quindi con la A davanti, rispetto a noi che invece lo chiamiamo semplicemente sciatto, quindi proprio è una differenza tra la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale. Io invece nel frattempo ho preso le mie fettine di pane. Questo è un pane molto speciale perché è un pane realizzato con farine dei grani Blei qui a Palazzolo Acreide. È un pane realizzato con la farina di Percia Sacchi e con il lievito madre, quindi si può vedere benissimo la lievitazione di questo pane fantastico. Qui nei panifici, diciamo, e soprattutto in un panificio del mio amico Salvo Rubino, che è stato il primo ad usare anche la farina di Percia Sacchi nel suo negozio, lo vendono già proprio affettato in questo modo e lo si può comprare in queste confezioni molto comode da poter utilizzare, diciamo, durante la settimana. Io ci faccio non solo le bruschette ma anche a volte la merenda per i miei figli, lo metto dentro il tostapane, lo faccio tostare e poi dentro ci metto quello che loro vogliono, ma semplicemente è buonissimo anche con olio, sale e origano. Io stamattina sul tavolo dei miei ingredienti ho anche una bustina di timo dell'azienda agricola Due Palmenti. Ricordo un po' a tutti quanti che il timo rispetto per esempio all'origano è un po' più digeribile. Ci sono alcune persone che a volte preferiscono non mangiare le pietanze con l'origano perché non riescono a digerirlo. Ecco, potete sostituire diciamo l'origano con un pizzico di timo. Certo il sapore non
è totalmente differente, però darà anche un gusto molto buono e delicato soprattutto alle vostre pietanze. Quindi potete preparare delle bruschette anche con olio, sale e timo, vedrete che non ve ne pentirete, perché è veramente un ottimo condimento. Allora, senti, io dato che tu già stai per calare la pasta, a quanto ho capito, comincio anche a preparare il mio taglierino per le bruschette. Guarda, io vivo in campagna, tu prima facevi notare i miei muretti a secco alle mie spalle, e ho preparato questo taglierino così semplice da trovare in tutte le case, con uno zucchotto di quercia. L'ho ricoperto di pellicola, la pellicola l'ho fermata con un po' di raffia, e poi per decorare questo zucchotto ho utilizzato dei rametti di rosmarino e una pigna. Così, diciamo, questa è anche un'idea che io volevo dare a tutte le nostre amiche per utilizzare, diciamo, un centro tavola un po' più particolare quando abbiamo ospiti a pranzo o a cena. Lasciate le mie fettine di pane qui sul mio zucchotto, poi andrò a condirlo proprio quasi sul momento, poco prima di andare a pranzare, con le mie salsine, perché altrimenti il pane, soprattutto se non viene abbrustolito prima, andrà a diventare troppo morbido, troppo spongy, come dicono in inglese, perché è troppo, assorbirà troppo olio. Io saluto anche la signora Maria Grazia Bonsignore, che si è appena collegata, e dice: buongiorno graziose signore. Grazie signora, meno male che ci sono le donne che notano che noi riusciamo a cucinare anche con delle mise eleganti. Vedete, anche Carmelinda, non solo ha una bella piega, c'ha del bel rossetto, quindi grazie signora, meno male che ci siete voi donne che notate certe cose. Io a Palermo uso lo scalogno per iniziare a cuocere l'estratto con le acciughe e calo rigorosamente i bucatini. Signora, io sono di una convinzione, io sono tollerante a tutto, sono una golosona e anche Carmelinda lo è. Quindi sono d'accordissimo anche con lei. Anche io spesso uso lo scalogno o il cipollotto fresco, a seconda degli ingredienti che abbiamo in casa. Poi sa, soprattutto proprio in questo periodo diciamo di semi-lockdown, in cui è bene stare a casa, dobbiamo utilizzare gli ingredienti che ci ritroviamo nella dispensa, quindi basta un po' di fantasia per modificare la ricetta e poter mangiare tutti quanti bene, in modo salutare. Penso che anche Carmelinda è d'accordo con me, perché proprio in questo momento Carmelinda penso che sia proprio il lockdown totale. Carmelinda, mi confermi? Allora, sì, anche qui c'è una chiusura, e quindi poi io, sai, essendo un'ipocondriaca, difficilmente esco da casa e mando gli altri in avanscoperta, e se esco al momento metto lo scafandro codubo. Quindi sì, anch'io cerco di utilizzare quello che ho messo nel bunker, che è il mio che è il mio sgabuzzino, che ho fatto un bunker. E volevo tornare un attimo alla mia ricetta con la mollica. Allora, come io condisco la mollica? Siccome la mollica non si capisce mai se è picca o assai, poi dice ma come c'è, e ora che ci metto nel sugo? Allora io abbondo sempre e la condisco in una maniera per cui poi può essere utilizzata anche in un piatto di spaghetti in bianco, dove questo pangrattato ha un sapore. Allora cosa faccio? Prendo l'olio, metto l'olio, qualche acciughina, e poi grattugio l'aglio, perché a me l'aglio non mi piace come sapore, mi piace l'aroma, ma sentirmi l'aglio nella bocca non mi piace, mi schifio un po', ecco. Allora cosa faccio? Lo grattugio un pochettino e lo metto nell'olio. Dopodiché la padella deve essere una padella larga, perché il pangrattato si deve abbrustolire tutto insieme, perché sennò quello dice ma come, io sì, tu no, e viene una munnizza. Allora cosa faccio? Accendo il fuoco mentre il sughetto sta cucinando, perché il sugo delle acciughe deve essere un po' liquido, in maniera che il pangrattato se lo assorbe. Allora, intanto soffriggo quest'aglio con l'aglio con le acciughe.
Poi qua c'è il pangrattato, che questo non è il nostro pangrattato, è un pangrattato di qua meschino. Se ne pria pure lui di fare parte di una pasta un po' diversa, non è come si chiama, muddica del cucidato nostro, dello scollo, è una muddica di crackers, di fette biscottate, però insomma fa il suo lavoro, alla fine lo fa. Cosa faccio? Faccio soffriggere come si chiama? Il pangrattato, le cose lì, le acciughe con dell'aglio. Appena è bello caldo e tutto, anche qui le acciughine le devo rompere, devono restare pezzettini. Appena l'olio è bello caldo, cosa faccio? Ci metto il pangrattato, quasi lo faccio friggere, e quindi lui comincia a prendere bello colore. Nel Insomma, frattempo, guarda, ti devo confessare una cosa, sto capendo adesso quando i nostri amici di Io Compro Siciliano mi dicono io mi catapulterei nella tua cucina per sentire i profumi e gli odori, perché anche se tu logicamente in questo momento sei delusa degli ingredienti che devi utilizzare nella tua cucina, perché non sono gli ingredienti siciliani, dato che vivi all'estero, però già la passione con cui lo stai raccontando, l'acquolina che ti si sente mentre parli, fa venire proprio quella voglia di mangiare, ed è questa proprio la cosa fantastica di noi siciliani. Anche quando andiamo all'estero riusciamo sempre a portare con noi, chiuso dentro una scatola di amore e di ricordi, questi profumi e queste meravigliose sensazioni che ci portiamo dentro l'anima. Quindi io ti ringrazio anche per questa cosa. Avviso ai nostri amici di Io Compro Siciliano che oggi io sono invitata a pranzo da Carmelinda, quindi la puntata magari sarà leggermente più lunga rispetto al solito, perché io mi sono sempre tenuta nei 30 minuti, o perlomeno ho cercato di stare dentro i 30 minuti, ma oggi, dato che sono a pranzo, ospite dalla mia amica, anche se andrò un po' lunga, perdonateci, ma sapete, i femmini siamo, quando cominciamo e 5 minuti, o pigli di andicchiare a fuori, certo lei non lo può dire a suo marito, pigli di andicchiare a fuori, perché come dicevo, pigli di una pommonite, no, perché giustamente... Se me lo le voglio levare dai piedi, ci dico pigli di un po' fuori attisicato, a tipo aciduzzu, care. Allora, la mollica adesso è bella brustolita, ora io ci metto del prezzemolo e la lascio stare. Così lei in ogni caso è pronta sia per la pasta, questa con la mollica, che in caso di SOS io non ci sono, loro si fanno gli spaghetti, ci mettono un po' d'olio e ci mettono questo pangrattato. Quindi questa in fondo è una doppia ricetta in cui si sa che noi cerchiamo di riciclare tutto in fondo e non buttare mai niente, perché mio figlio di 9 anni mi ha detto: mamma, non si buttano le cose, tu sei sprecosa. E questo è quello che il colore, non so se si vede, questo bel verde che prende il prezzemolo, si vede? Si vede. Ok, e questo fa un ciauro adesso, che proprio perché ci sono tutti, c'è il pepe nero, c'è l'aglio, l'acciughina, il prezzemolo e un pizzichino, proprio poco di sale perché l'acciuga è salata, e questo ora lo metto da parte. Giusto. Senti un po', Carmelinda, ma apriamo un altro discorso, ma adesso tu che pasta ci calerai? Gli spaghetti. Diciamo proprio alla siciliana, ma che pasta ci calerai? Perché dopo che l'ho detto mi sono resa conto che l'ho detta alla siciliana, che pasta ci cali, perché la signora Maria Grazia ci ha detto che lei ci fa i bucatini, tu ci farai gli spaghetti. Sì, perché a me i bucatini è una cosa un po' del Lazio. Il bucatino, a me mi piace il bucatino cacio e pepe, mi piace perché io amo tutta la cucina italiana, però ora quando, come lo posso dire, vabbè, io lo dico in Sicilia, quando ti succhi un bucatino poi ti finisce tutto, perché e poi è un po' grosso con la mollica, per me è un po' va bene, quindi bella, come diciamo da noi, piacere suo, tu preferisci lo spaghetto, ma anche perché, diciamo la verità, è un po' difficile che io trovi i bucatini, cioè devo cercare uno spacciatore che me li porta, ecco. Allora
un appello, www, cercasi spacciatore di bucatini ad Amsterdam. No, ce l'ho, tutti i tipi di spacciatore che uno cerca, però non quello di bucatini. Io ce l'ho la mia spacciatrice personale, si chiama Lucia Pignataro, che ha una cosa che si chiama Terra Mia, come si dice in italiano? Non si dice B-Drive, come vogliamo chiamare? Putia, diciamo una putia che lei ci porta, noi poveri italiani che proprio non ce la facciamo più, noi ci diciamo me la porti questa cosa e lei la fa arrivare dall'Italia, insomma, e ti arriva. Tipo ieri mi sono arrivate le cacocciole, che poi farò in questi giorni. Le volevo fare, però per fare cucinare le cacocciole ci vuole un po' di tempo. Volevo dire una cosa. Le cacocciole sarebbero i carciofi in italiano, che logicamente in siciliano e soprattutto da queste parti chiamiamo i cacoccioli o le cacocciole, e quindi parliamo di quello. Quella signora che da Maurizio Costanzo faceva la traduzione simultanea, tu mettiti l'auricolare e mi traduci. Io sono verace, non ci posso fare niente. Allora, facendo questa trasmissione, logicamente mi sono resa conto che è bellissimo per noi, soprattutto quando parliamo così, io dalla Sicilia e tu dal paese in cui ormai vivi da un po' di tempo, parlare in siciliano, anche per far rivivere un po' le emozioni a chi vive all'estero della lingua di casa, però ci sono anche altre persone che ci seguono, per esempio dal nord Italia o da altri paesi che non capiscono il siciliano, e quindi io mi trovo costretta ogni tanto a pensare anche a loro, perché dobbiamo fare una trasmissione per tutti. Abbiamo dei termini un po' più incarcagnati, come si dice, un po' più terreni, giustamente sì, però sai poi l'emozione non ha un vero link, si capisce quando una dice io mi arrecrio, mi sto arricriando. Volevo aggiungere due cose. Io nel sughetto delle acciughe adesso ho messo, quando ha cominciato a bollire, ho messo un cucchiaino di bicarbonato che toglie l'acidume, e poi queste cose di mio padre è chef, perché se no non si mangiava ed erano litigate, buonanima, anzi lo saluto da dove si trova, e poi dopo un pochettino un cucchiaino di zucchero per dare un po' di sapore al sugo, che è quasi pronto. Allora, senti, qui ci arrivano anche altri saluti, arrivano i saluti di mia suocera che si è collegata e che quindi ti manda un bacione, arrivano del signor Natale Ricca, arrivano i saluti della signora Dora Mirabello che dice troppo simpatiche, cuoca ma anche linguista. Grazie signora, però troppo gentile, ma la gentile oggi è soltanto Carmelinda, io faccio solo il mio dovere e spero di intrattenervi, ecco, simpaticamente. Senti Carmelinda, allora io ho qui preparato le mie fettine di pane. Tu con cosa preferisci cominciare? Con un bel patè di olive? Con la caponata non la apro oggi perché tu stai facendo la bobbia, quindi la caponata, diciamo, anche se ha una ricetta a sé, è tutta fritta, non accotturata, diciamo potrebbe avere un sapore simile, soprattutto se tu in ultima ora a questa bobbia vai ad aggiungere anche un po' di aceto e di zucchero. Possiamo cominciare con un patè di olive e con un patè di pomodoro secco nelle bruschette. Tu che ne pensi? Allora, olive e pomodoro secco, buonissima. Sai intanto io che faccio? Io chiamo i puffi e faccio preparare la tavola, così appena io finisco il collegamento loro si assettano e mangiano. Ora li chiamo. Ma anche perché diciamola tutta, se Carmelita cala gli spaghetti cucinano in 7 minuti, allora apriamo una parentesi e poi la chiudiamo. Non so se poi hanno visto uno dei film di Checco Zalone, che quando va a vivere all'estero gli esce la rotella fuori dal cervello quando capisce come questi cucinano gli spaghetti. Gli spaghetti devono essere cucinati in modo perfetto, altrimenti noi italiani non riusciamo a mangiarli. E allora mettete una pentola con abbondante acqua e portatela a bollire, poi a bollitura. Poi, una volta che bolle, aggiungete gli spaghetti e fateli cucinare nell'acqua che già bolliva. Non vi azzardate, ma non vi azzardate.
a mettere a cucinare questi spaghetti dentro l'acqua che ancora non bolle, perché altrimenti noi a pranzo da casa vostra non ci verremo, vero Carmelinda? Ma completamente, come Fici che Cozzalone, vichinghi, non ti nomino il nome dell'Italia in vano. Ecco, perché sai, io sono una come te, a me piace moltissimo viaggiare. Quando capita che, per esempio, uno degli ultimi viaggi in cui ho trovato questa cosa da vichinghi è stato in un viaggio in Nord Africa, siamo arrivati in un bel posto insieme a mio marito e questi hanno cominciato a dirci: ah, italiani, siciliani, io stasera cucino italiano per te. Ma no, ma anche no, non ti preoccupare, un bel couscous, una cosa buona. No, io cucino italiano per te. Allora, Carmelinda, mi è arrivata una cofana così, con una piramide fatta così, di spaghetti a vari strati, ma la punta di questi spaghetti era condita da patatine e ketchup. Voglio spaghetti. Ecco, c'erano degli spaghetti conditi, non mi ricordo neanche come, perché veramente la mia mente ha cercato di cancellare questo episodio dalla mia vita, però fino a ieri abbiamo riso con i miei figli raccontandogli questa cosa, perché questi spaghetti erano fatti a strati con agnello, poi tonne e cipolle e olive, e poi i peperoni, e poi una cosa obbrobriosa. Quindi per favore, siccome noi italiani abbiamo il vizio di mangiare nei ristoranti italiani quando andiamo all'estero, lo adibirlo questo vizio, perché se no noi a questi poveri cristi come li educhiamo? Allora fanno una cosa buonissima che si chiama babbuti, che è una cosa strata e probabilmente hanno mischiato le due cose, perché quando andiamo all'estero ma mangiamoci le cose del posto che sono buone. È giusto, quello che dico pure io, però guarda, questi signori ci avevano fatto questo piatto italiano perché era uno dei loro preferiti e ci ho detto: scusate, ma questo non è un piatto italiano. No, questa pasta italiana. Ho capito, la pasta può essere italiana, di un brand italiano, ma la ricetta non è quella, e gli spaghetti sicuramente erano cucinati così nell'acqua che ancora doveva bollire. Quindi non ti racconto, Maria, che esperienza. Io infatti quando ho visto quella scena di Checco Zalone nel film mi sono proprio immedesimata, perché ho capito veramente questa schifezza che lui si doveva andare a mangiare. Quindi una raccomandazione: gli spaghetti si mettono a cucinare quando l'acqua bolle. Se volete velocizzare questo processo, mettete il sale subito dopo che l'acqua bolle e così andrete a velocizzare la cottura. Carmelinda, allora, dimmi. A Bobby e Cotta ci sto mettendo il basilico e la chiudo 5 minuti. Avanti, fantastico. La faccio vedere. Ci metto il cumano, così adesso si espande il ciauro del basilico che imbalsamerà l'aria della mia cucina. Intanto mio figlio, che è, come si dice a Catania, vile, ci si è distratta e se n'è andato, e quindi ora la tavola te la finisci di preparare giustamente tu. E va bene, vuol dire che prima ci mangeremo le mie bruschette e dopo loro si mangeranno gli spaghetti. Certo, allora insomma preparami sta bruschetta col pomodoro secco, che io il pomodoro secco per me è una cosa che mi fa impazzire. Poi allora, senti, io dato che appunto tu vivi all'estero e quindi spesso hai la necessità di farti arrivare i prodotti lì ad Amsterdam, io consiglio di visitare il nostro marketplace, dove potrai trovare degli ottimi prodotti come questo che io ti sto proponendo oggi e sto anche suggerendo ai nostri amici, della dolcezza di Rumia. Io la settimana scorsa ho utilizzato anche del buon miele di castagno, ma tutti quanti appunto di andare a visitare il marketplace e trovare, soprattutto nel periodo che sta per arrivare, ecco, facciamo regali utili, ragazzi, cerchiamo di aiutare le aziende siciliane, non andiamo a dare soldi soltanto a questi brand grandissimi che poi a noi siciliani non ci portano nulla. Aiutiamo le aziende locali consumando prodotti siciliani e magari regalando ai nostri amici che vivono all'estero una box con tanti prodotti siciliani che loro magari lì sotto casa non possono trovare come possiamo trovare noi. Quindi Carmelinda, questo è un suggerimento che io sto dando a me stessa per fare un regalo a te per Natale. E allora, io ho aperto questo vasetto di pomodoro secco, anzi di patè, perché in effetti io pensavo che questo fosse una specie di capugliato, ma invece è proprio un vero e proprio patè, perché è molto più denso e molto più cremoso e fa un odore, ragazzi, che sapete,
somiglia molto un po' all'astratto o all'ustratto, perché è veramente un po' più denso. Quindi io comincio a spalmarlo in una bruschetta. Ovviamente io sono come Carmelinda, vado ad abbondare. Buono. Qua. E vado a preparare la prima bruschetta. Io ho anche messo nel mio tagliere una fascetta, qui vedi piccolina, di quelle che si utilizza adesso, di ricotta che ha fatto un mio amico qui di un'azienda vicina alla mia, proprio per la trasmissione l'ha fatta in queste fascette piccoline da potervi mostrare. Quindi poi magari... A ricotta, la fascetta di ricotta mia, che manco la posso assaggiare. Male mi sento. Guarda che cosa fantastica questa fascetta di ricotta. Maci mia bella Maci santissima. Ma proprio viene da cantare. Che mi fai sentire in colpa, porca la miseria. Viene da cantare. Lo sole è già spuntato, un giallo mari. E siccome qua il mare non c'è, questa è la bobbia, la posso fare vedere, Caura? Siamo qui apposta che stiamo aspettando. Allora, questa è la bobbia, peperoni. Aspetta che mi avvicino il telefono così la posso vedere. Vedi che fuma ancora. Che bontà. Io sono belluzza, Vinni, saporita. Fantastica. Va bene, adesso la metto a tavola. Questa voi potete vedere che è proprio totalmente differente da una peperonata fritta, perché a parte che sarà più leggera e digeribile, quindi mentre la peperonata fritta avrete bisogno di almeno 3 giorni per digerirla, questa in una giornata la potrete digerire tranquillamente. Allora Carmelina è andata perché è andata a mettere la bobbia sul suo tavolo e così si è liberata un po' di spazio. Sta mettendo ordine, quindi si vede che è una brava femmina di casa, perché giustamente non si può lavorare in una cucina disordinata, e quindi si sta preparando il piano di lavoro per poter farci vedere anche i suoi spaghetti con le acciughe e camuddiga, e quindi sta continuando nella sua preparazione. Io vado ad aprire invece questo vasetto di olive nere, di patè di olive nere, che sono dell'azienda Solsi, sempre che potete trovare sulle marketplace di Io Compro Siciliano. Anche qui possiamo vedere che io quello che vi vorrei fare notare è questo. Ieri durante un video party della mia trasmissione, un signore, che adesso mi perdoni, non ricordo il suo cognome, mi ha detto che va bene i prodotti siciliani, però che dobbiamo mantenere i costi. Io ho risposto a questo signore in modo molto educato, ci mancherebbe, ognuno di noi ha il proprio pensiero, però io le vorrei fare notare questa cosa. Quando noi andiamo a comprare un prodotto, siamo liberi di scegliere ciò che compriamo e ci dobbiamo ricordare che noi siamo ciò che mangiamo. Quindi quando andiamo a comprare un prodotto, per esempio come questo, che è un patè di olive e in cui gli ingredienti sono olive nere, l'87,84%, olio extravergine di oliva e sale. Ma insomma, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'eccellenza, stiamo parlando che questa azienda, come molte altre piccole aziende siciliane, producono queste conserve come posso produrla io a casa mia per me, e come lei può produrla a casa sua comprando le olive, oppure se ha la fortuna di avere un giardino di olive, anche producendola da solo con le sue olive. Però per chi non ha questa fortuna, trovare un prodotto eccellente come questo, fatto con soli 3 ingredienti, tutti naturali, quindi olive nere, olio extravergine di oliva e sale, io sinceramente se trovo questo e lo trovo, sto facendo un esempio, a 10 euro, mentre in un discount trovo un altro prodotto a 1 euro, io preferirò sempre questo, perché so cosa sto mangiando. Allora vado ad aprire questo barattolo e guardate qua che meraviglia, anche qui io trovo veramente proprio il patè di olive come quello che io faccio a casa, quindi con una percentuale di olive altissima,
Oh mio Dio, è il profumo. Carmelinda, perdonami. Non ci Ma sento, mi penso... sento il naso. Ecco, non lo Ecco, sento. ma guarda che veramente questo sarà uno dei regali che ti manderò ad Amsterdam il prima possibile, te lo Ma il prometto. regalo me lo farò appena finisce sto schifio. Io vengo lì, mi devo sedere lì, in mezzo Mi a quei pare un po' una minaccia, Carmelinda? Mi sta parendo un po' una minaccia. Sì, 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 perché mi dovrei buttare fuori voi. Ma già siamo fuori, guarda, io già sono in live e sono fuori, quindi non c'è problema. Come si dice Senti, da noi, mi dovrei assicutare. va bene. Senti, allora, dato che questa ricotta ti ha fatto particolarmente simpatia, io faccio una bruschetta anche con la ricotta che diciamo non è proprio molto classica, siciliana, ma cosa c'è di meglio di assaggiare una buona ricotta con del pane di farina di perciasacchi, di grani Blei? Io penso che non ci sia miglior modo. E poi sopra la bruschetta la possiamo aromatizzare con del timo, la possiamo aromatizzare anche con qualche fogliolina di rosmarino per renderla più appetibile. Io penso che, diciamo, aspetta che è andata un po' di ricotta nella bruschetta con le olive, quindi la tolgo. Guarda, io già sono pronta. Se vuoi ti suono, ti citofono e posso salire. Mi resta semplicemente di aprire la birra, che oggi sul mio tavolo ho la birra Chimia Red, quindi una birra rossa, oppure una birra molto particolare fatta con la tummilia, e quindi una birra veramente particolare e sapurosa. Lo so che tu ad Amsterdam trovi tantissime varietà di birra, però diciamo queste sono craft birra, Assaggiare questa, quindi fatte con il cuore. mettila nell'elenco delle cose che mi dovrei far assaggiare. Allora, la pasta, altri 2 minuti è cotta. Io volevo fare vedere la consistenza del sugo. Vedete? Vai. Vedi qua, è un sugo abbastanza liquido. Aspetta che guardo, perché adesso a me arriva il sole sul viso, quindi sugli occhi, e ho bisogno di avvicinare il telefonino, altrimenti non riesco a vedere le immagini. Ci sono i pinguini e il cielo è blu, ci dici il sole mi arriva nella faccia, proprio, proprio questo è tagliare la faccia a ferro di cavallo. Comunque il liquido, vedete, è un po' più liquido del normale. Perché? Non ce la posso fare. Cosa? Che succede? Non ce la posso fare. Hai ragione, basta, non ti posso dire altro che solo che hai ragione. La ricotta, il patè di olive, il pane con la farina, la birra che... Ma ti parlano giuste queste cose? No, hai ragione. Mi dovrò fare perdonare. Ma intanto meno male che mi hai messo la crema abbronzante, perché sennò già mi aveva bruciato. Ecco, non avevi finito, giusto di inferire, sei una brutta persona, non si fanno queste cose. Certo, io però sto morendo dal profumo, perché la caponata ha fatto il suo profumo. Immagino. Ora fra un po' in piatto mi sto prepariando tutta, capito? Mi sento una chef. Fai. Cosa c'è di meglio di farti sentire in Sicilia se non quella di farti sentire una chef? Io nel frattempo ricordo agli amici che si sono appena collegati che io oggi sono invitata a pranzo dalla mia Carmelinda Gentile e mi presenterò con questo tagliere, con le bruschette preparate con il patè di pomodoro secco, con il patè di olive nere, con della ricotta fatta da un mio amico qui di un'azienda vicina, e con 2 buoni assaggi di birra artigianale siciliana. Lei per canto suo, la mia amica Carmelinda Gentile, in diretta insieme a me dalla sua cucina di Amsterdam, sta cucinando per me il pranzo e ha calato gli spaghetti che ormai stanno per essere pronti. Ha cucinato una fantastica bobbia che è un
un piatto tipico siracusano preparato con peperoni, patate, pomodori, cipolla. Il profumo si sente anche a distanza solo perché, ma ricordiamolo, Carmelinda è una grandissima attrice di teatro e di televisione, è stata appena insignita di un premio molto importante e oggi sta cucinando per me, quindi ma cosa voglio di più dalla vita? Cosa voglio? Io vorrei la bruschetta con la ricotta, giusto per dirti. Dai, così almeno devi fare 10 minuti di ciclette in meno. Ma io la mia ora di ciclette me la faccio sempre, a prescindere, perché essendo stata infortunata 2 volte perché mi sono fatta male una gamba, perché io credevo, no, di essere nordica. Invece sono caduta la prima volta sul ghiaccio che pareva granita, no? Bella, sono caduta su una gigantesca granita di mandorle, e invece la seconda volta, questo diventa storia, sono stata investita da una pedona che quando ho chiamato le vittime della strada, quello ancora sta ridendo. Dice, ma come? A lei la investi una pedona? Sì, mi ha investito una pedona. C'è magari soldi cerca, quindi praticamente, diciamo, la bicicletta mi serve per riuscire a stare in piedi, perché insomma, se no non ce la faccio. Però, insomma, poi siccome mangio, devo tenere il peso, perché poi vabbè, ognuno ha le sue croci. La mia croce è stata sempre quella, sempre fin da piccola, un po' a dieta, e quindi Linda, sei una bellissima donna mediterranea. Sei una bellissima donna mediterranea, quindi vai in bicicletta, ma non ti pigliare di pene e di collera, perché tanto chi è mediterraneo è mediterraneo. Diciamo, bicicletta chi da camera, perché io su una bicicletta per strada non ci andrò mai più. Senti Carmelinda, a che punto sono gli spaghetti? Perché qui il tempo stringe. Un minuto, mia madre in questo momento avrebbe detto ancora sull'azzi per le scarpe. Sono croccanti. Ah, ecco. Ho capito. Io devo dare da mangiare qua alla ciurma, se non li faccio buoni. Giusto, giusto. Senti una cosa, Carmelinda. Una sicula sotto un ponte ad Amsterdam. Dimmi no, non è il caso. E allora senti, parliamo un attimino del tuo lavoro di questo ultimo periodo. Anche tu ti sei data da fare con i corsi online, perché logicamente questo è un periodo in cui non si può stare insieme, quindi logicamente tu facendo corsi di teatro con il tuo teatro, con la tua scuola di teatro Corego, e dai corsi di cucina, vedi io sono abituata, corsi di teatro online. Come si svolge un po' questa cosa? Allora, il corso, la lezione praticamente consta di 2 ore. La prima ora è dedicata al riscaldamento fisico, perché quando si fa teatro si fa sia con la testa, col cuore, ma anche col corpo, perché sennò poi si finisce che mentre si recita si hanno le chele, non si sa uno a mettere in mano come deve. E quindi la prima parte della lezione di circa 45 minuti è dedicata al riscaldamento e poi anche alla concentrazione mentale con un rilassamento che si fa online, con la mia voce, la musica, eccetera. La seconda parte invece la dedichiamo a delle improvvisazioni interattive e anche a delle letture sceniche, tutto questo in 2 ore. E io trovo fantastico e veramente adoro le persone che mi stanno seguendo, che in fondo mi stanno aiutando, perché è un aiuto questo. Partecipano, si divertono, mi ispirano e io li ispiro. E ho gente dalla Puglia, da Roma, da Barcellona, che ancora continua a seguirsi e a collegarsi. Quindi se qualcuno magari fosse interessato può sempre contattarmi. Intanto io cica la pasta. Fantastico. Quindi questo è un altro modo per restare sempre tutti connessi, perché oggi è vero, siamo costretti a restare a casa il più possibile per restare al sicuro, però ecco, possiamo restare sempre connessi come io e tu stiamo facendo oggi, insieme ai nostri amici di Ocopro Siciliano, tu dalla tua cucina, io dalla mia fattoria, stiamo pranzando insieme. La cosa è questa: come in teatro, che ha bisogno della fisicità, che bisogna toccarsi, bisogna avvicinarsi, anche in cucina in questo caso bisognerebbe assaggiare, ma noi abbiamo superato la frontiera e l'abbiamo fatto ugualmente, quindi
La soddisfazione di farlo, di esserci e continuare a non arrendersi, come si dice da noi, non ce la piangiamo, che tanto i problemi c'erano prima anche. Certo. Allora, io ora sto mettendo la muddica nel piatto di pasta, ragazzi, vi dico che è un ciauro che non potete immaginare. Poi faccio Ce lo immaginiamo. Sì, come fanno che ci mettono questa cosa per condire, no? Come la nouvelle cuisine. Ed ecco il mio piatto di spaghetti con la muddica. Lo vedete? Vediamo, abbasso un po' la telecamera. Aspetta, che io sto aspettando che mi ritorna l'immagine qui nel telefonino, così posso essere... Io la faccio vedere. Mia, guarda, non potevi fare di più, è fantastica. Allora, faccio notare, vedete, il sugo qui è abbastanza liquido. Nel momento in cui io si dice in siciliano, giro la gemino, la muddica assorbe il sugo e poi faccio così e me lo ammucco. Ecco. Fantastico. E allora, Carmelinda, tu metti il tuo piatto così, io metto il mio piatto così, chiudiamo in modo diverso rispetto a come io chiudo di solito le mie puntate, perché di solito saluto il mio ospite e poi io resto da sola a salutare tutti quanti. Io sono andata a pranzo da Carmelinda, la pasta è pronta, quindi non la posso fare scosceri. Vi saluto. Carmelinda, io ti ringrazio per questa meravigliosa ora passata insieme a me. Ti voglio bene e speriamo di vederci e abbracciarci presto. Buon pranzo e salutami tanto la mia terra. Ciao. Te la saluto e te l'abbraccio. Buon pranzo a te e alla tua famiglia. A presto, ciao. Ciao. Ragazzi, a tavola.